Allora, questa mattina insomma, abbiamo parlato molto dello sviluppo turistico della città e dei problemi di parcheggio, perché è un po' la notizia della giornata, insomma, tanti sono intervenuti dando anche possibili soluzioni, parcheggi magari in Porto Vecchio, oppure insomma, diverse gestioni della viabilità. Effettivamente insomma, c'è stato parecchio caos nella giornata di ieri, anche con il collegamento che abbiamo fatto questa mattina con la polizia locale. Abbiamo visto insomma, che è stato un super lavoro per loro, no? Per gli agenti della polizia locale, visto la grande presenza positiva assolutamente di turisti e anche qualche incidente, qualche lavoro, insomma c'è stato un po' di caos. Sì, l'abbiamo visto tutti ieri, sì, sì, è stata una giornata impegnativa. C'è da dire che da quando è stato chiuso il parcheggio del Molo Quarto, i problemi di parcheggio in centro sono evidenti agli occhi di tutti. Ehm, è da fare comunque una gestione diversa dell'accesso alla città. E si è parlato tantissimo di parcheggi di cintura, ma alla Sì, fine l'unico parcheggio di cintura che abbiamo è quello di Barcola, è quello del mm, Parco Bovedo, no? sì. E, nei progetti dell'amministrazione comunale ce n'erano altri quattro, no? Mm. Se basta, mi pare che fossero altri quattro, Altri quattro. ma di questi nessuno è stato ancora realizzato. Eh, Quindi mm. è abbastanza normale che questo avvenga, ecco. Che avvenga insomma questo caos anche per comunque la crescita, no, dei turisti, ce ne sono Il numero dei tanti, turisti sta quello aumentando e cresce, sì. anche è un bel tipo di turismo, perché Sì. va bene che si tratta di weekend o weekend lunghi, Mm. però non è il turismo delle crociere che mordi e fuggi, è un turismo diretto alla città. È proprio intenzionato insomma, a visitare la nostra Sì, città, no? sì, 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 A sì. venire proprio qui da noi, insomma, quindi è positivo da quel punto di vista, insomma, quindi non solo più appunto il mordi e fuggi, però continuano ad esserci anche le crociere, no? Questo Continuano ad esserci tante... anche le crociere che bloccano Mm, una mm, parte importante delle rive. mm. Ora, bello il flusso di turisti, però è ovvio che Trieste non può diventare una città parcheggio. È È proprio chiaro. per gestire questi flussi che i parcheggi di cintura sono importanti. È chiaro. È difficile la sostenibilità del turismo tra navi, traffico ed eventi come la Bavisela, ci scrive Patrizia. Mhm. Concorda? Sì, sì, Difficile. sì, ma ci vuole una programmazione, come in tutte le cose, no? La città sta cambiando anche in modo positivo, no? E è necessaria una programmazione, Mm. bisogna guardare avanti, bisogna progettare un modo di fruire la città che non sia impossibile da gestire per i residenti, perché ieri era una giornata letteralmente impossibile per i residenti. E ha contribuito sicuramente anche molto il ponte, no? Il ponte festivo, Beh, insomma, sì, questo è chiaro, ovvio, insomma, sì. questo sì. Oggi sul giornale si parla molto di questo, ma si parla anche del Porto Vecchio, perché c'è tutto un approfondimento sul project del Porto Vecchio per quanto riguarda la conferenza dei servizi che adesso deve avviare appunto l'esame decisivo, è stata inviata la convocazione, gli enti avranno tempo fino al 9 giugno per dare i responsi e poi ottenuti via libera si procederà all'indizione di questo bando sulla proposta della Costin, no? Questo colosso Sì, di Bergamo, della Bergamasca. sì, è una cosa che mi lascia molto perplessa, Ci sono perché perplessità su questa gestione. sì, intanto si demanda a un privato 50 anni di gestione di un'area così preziosa, no? Mm, È un intervento sostanzialmente residenziale. mm. E sì, ci sono delle aree che saranno ad uso pubblico, ma probabilmente a pagamento. E, e quello che si poteva fare in quest'area, che era legato alle attività Mm. produttive, cioè allora, due passi indietro. Qual è il grosso problema di Trieste? È il lavoro.
il lavoro. Ok? Mm. Sì, E noi l'hanno abbiamo detto poco vari lavoro rispetto al telespettatori resto anche del... prima, è vero. Eh, eh. Quindi una delle grosse leve che si potevano muovere in Porto Vecchio era l'idea di poter fare un'area mista dove ci fossero aziende, non aziende produttive, non immaginiamo un'azienda produttiva e inquinante, però tutto il nuovo artigianato digitale, tutte le nuove aziende che hanno bisogno di spazi di produzione intellettuale, avrebbero potuto trovare una location ideale in Porto Vecchio. Quindi nella mia testa era quello che bisognava muovere. Bisognava sfruttare l'occasione di Porto Vecchio, che ha una posizione eccellente perché è a 2 passi dal centro, è a 2 passi dalla stazione, è sulla direttrice che porta dentro e fuori la città, è uno spazio ancora sostanzialmente libero, per cui si può pensarlo come serve, E anche vicino, ed è uno abbastanza spazio vicino ai centri di ricerca, no? sì, di grande qualità urbana, no? Mm. Allora, sarebbe stato ideale realizzare un intervento che potesse in qualche modo agevolare le imprese e creare posti di lavoro qui, Mm. soprattutto a fronte di quello che sta succedendo, perché è sotto gli occhi di tutti che la città sta subendo una seconda deindustrializzazione dopo quella degli anni 70-80, no? Certo. Noi stiamo perdendo continuamente posti di lavoro Mm. che vanno in qualche modo ripristinati. Ecco, questo era il grande obiettivo nella mia testa della rivalutazione dell'area di Porto Vecchio. E invece si fa il solito intervento in qualche modo Mm. sì, residenziale, commerciale, che sembra essere Anche l'unica turistico in cosa qualche che riesce a modo. mettere in piatto questa giunta, ecco. Anche Ed è turistico abbastanza, insomma, mm, c'è anche molto di turismo, no? sì, per Sì. carità. Mm. Il turismo però lo vediamo tutti che non ha bisogno di essere No. aiutato, no? O meglio, Sta continua a già andando crescere bene così com'è, nonostante sì. non si faccia granché, Mm. perché al di là delle operazioni di facciata, qua nessuno ha fatto un ragionamento serio sul tipo di turismo che vogliamo e su come offrire servizi, perché diventare città turistica significa ripensarsi come città turistica nei trasporti, nei servizi, nell'offerta di che tipo? Mm. Culturale, sportiva, naturalistica, cioè che tipo di turismo vogliamo attrarre? Chiaro. Non siamo una località balneare, no? Non siamo Rimini, no? Siamo una città d'arte, una città di cultura, non siamo neanche Firenze però, cioè È dobbiamo vero. cominciare a pensare la città in modo da offrire al turista che viene Mm. esattamente quello che cerca. E quindi la possibilità, insomma, di visitare la città, le bellezze che già ci sono, però magari con Ma più anche di servizi. vivere un'esperienza diversa, perché Chiaro. adesso il turista cerca un'esperienza. Mm. È vero. Trieste può offrire delle particolarità eccezionali che nessun altro posto al mondo ha, però noi dobbiamo strutturarci in modo da poter dare al flusso turistico quello che vogliamo e intercettare il flusso turistico che è migliore per la nostra città. Per poterlo fare alla base va fatto un ragionamento e magari anche uno studio Ecco, per capire esattamente qual è il nostro target, no? parlava prima Ecco. delle crociere, quindi crociere Ma le no, crociere andrebbero benissimo se andrebbe. non fossero enormemente inquinanti per il centro storico, no? Ecco, quindi Perché questo. avere quei mostri che devono tenere per forza i motori accesi, che sputano inquinamento come se fossero il traffico di una megalopoli, anche no. Mm. Mm, Abbiamo appena chiuso una ferriera, non è che possiamo riportarcela però in Piazza Unità, no? Mm. Perché alla fine l'effetto dell'inquinamento sull'aria che respiriamo è quello. Mm. Allora, benissimo, io non sono contro il turismo croceristico, però vorrei capire quanto tempo ci vorrà per elettrificare quella banchina, perché se no Mm. moriamo tutti di malattie cardiovascolari. Cioè, allora, e poi non si può neanche pensare in eterno di chiudere tutte le rive perché arriva la nave. Mm.
cosa che continuiamo a fare, E quindi incasinando tutto il traffico del si torna centro. ai parcheggi e al traffico, no? E quindi un po' di ragionamenti anche qua andrebbero fatti, ci dovrebbe essere una progettualità, una visione di lungo raggio che non vedo. Tornando invece al giornale, abbiamo letto la brutta notizia del caso di cronaca del ragazzo triestino trovato morto in cella a Gorizia, un caso appunto di cronaca che però ci riporta in carcere, no? Ci riporta alla difficile situazione delle carceri non soltanto di Trieste, anche di Gorizia, è stata più volte al Di tutta centro Italia. di tutta Italia, è vero, Il è problema è di così, tutta Italia, è noi vero, è abbiamo vero. delle carceri straordinariamente sovraffollate e bisogna capire come gestire la cosa. Mm, il problema della gestione carceraria è un problema all'ordine del giorno, sia per le carceri maschili che femminili, che sono un po' meno sovraffollate ma altrettanto mal gestite, nel senso che a Se ne sentire, parla io ho di sentito meno, per no? tanti anni, ho letto per tanti anni le relazioni che fa la garante delle carceri, no? Sì. E sono sempre relazioni terribili, Molto terribili. negative in genere, sì. Mm. E io penso che le carceri siano una cartina tornasole di quanto un paese sia civile, no? Perché noi per Costituzione dovremmo usare le carceri per recuperare le persone, no? Non sono una punizione divina. E questo E così sistema non è è. ovvio che non solo non funziona, ma è inumano, è Certo. indegno di un paese civile. Allora, ragionandoci un po', qua il discorso è, ci sono in atto un sacco di sperimentazioni in tutto il mondo riguardo a che si fa delle carceri e come, e come si possa riuscire ad intervenire sulla popolazione carceraria in modo da trarne il meglio, perché qual è l'obiettivo? È che quando uno esce dal carcere non torni a delinquere. Ecco, come Questo è sono proprio il messe le punto. carceri oggi in Italia, quando uno esce dal carcere delinque peggio di come è entrato, no? Ecco, ci sono anche qui un sacco di ragionamenti da fare e forse qualche investimento. Qualche investimento in più, no? Mm. In questo settore, se ne parla da anni. Abbiamo una telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, buongiorno Buccarella. Buongiorno. Io volevo ringraziare la partecipazione della sua ospite perché mi dà sempre un senso di gioia, così mi fa sempre sorridere quando la vedo ricordando quel famoso consiglio comunale Oh, che a mamma me mia. è stato veramente spassosissimo. Beh, è passato un po' La di ringrazio. tempo, dai. Comandi? È passato un po' di sì. tempo. Però, come vede, non riesco a trattenermi, mi dà sempre La fa ancora ridere, una grossa vabbè. gioia. Sì, va bene, la ringrazio. Grazie a lei, buona adesso... giornata. Vabbè, insomma, Grazie. ricordavo un periodo difficile un po' per tutti, no? Eravamo tutti un po' chiusi in casa in modalità a distanza, un po' come adesso in questo momento, però in una situazione molto più difficile, più complicata, che era molto difficile da gestire. Non so se c'è un'altra telefonata, pronto, buongiorno, no? Però mi dicono che devo andare in pubblicità, allora l'ultima pausa pubblicitaria di questa mattinata, ci rivediamo subito dopo, fra poco. Rieccoci in diretta ancora per l'ultima parte della nostra trasmissione di oggi, in questo sabato 3 maggio, allora sono le 9:38 del mattino, siamo sempre in collegamento con Elena Danielis, segretaria regionale del Movimento 5 Stelle. Allora ancora buongiorno, c'è una telefonata in arrivo, la sentiamo subito. Pronto, buongiorno. Dottoressa, buongiorno, sono Vladi. Vladi, buongiorno a lei.
Ho un po' le voci da orco, ma è colpa dell'allergia. Dell'allergia, è abbastanza Allora, frequente anche questo in questo periodo. Allora, come al solito, molti argomenti sul tappeto. Ho sentito accennare la situazione carceraria, eccetera. Carceraria, sì. Voglio ricordare alla sua ospite che tutti i soldi dati col 110 dovevano essere dirottati sull'edilizia carceraria e sull'ATER, sull'edilizia pubblica, e non dati a gente che già aveva soldi quanti voleva per ristrutturare le facciate, come è stato fatto, e hanno addirittura restaurato 8 castelli. È stato fatto per i voti, per prendere voti e non per aiutare l'edilizia. Quei soldi dovevano andare in una maniera diversa, ATER e carceri. L'edilizia l'ha aiutata però, E hanno ristrutturato il 4% delle case in Italia, dottoressa, e comunque è enorme. Va bene, allora, intanto l'ATER ha utilizzato a piene mani il 110. No, posso continuare un attimo? No, certo, mi perdoni, credevo avesse finito. Finisca pure, poi facciamo rispondere. Questo era perché la sua ospite è delle 5 Stelle, per cui sì, certo, abbiamo capito. Io mi aspettavo, cambiamo argomento, mi aspettavo che in seguito all'incidente della funivia del Monte Faito a Napoli, qualcuno del comitato Novo intervenisse magari per dire: avete visto quanto pericoloso può essere, può cascare anche la nostra cabinovia, eccetera. Invece no, non l'hanno fatto. Perché? Perché quella funivia è in funzione dal 1952. Non c'è stato alcun referendum per farla, ha funzionato per anni, ha avuto vari stop, tra i quali un incidente grave, ha avuto poi per manutenzione. Scavalca la ferrovia circumvesuviana. Ci sono tante di quelle analogie con la nostra futura cabinovia, poi parte da una stazione ferroviaria a valle, per cui c'è l'intermodalità treno-funivia. Accennare a questo sarebbe stato un boomerang, si sarebbero ammazzati da soli. Secondo lei è per questo che non hanno fatto cenno appunto all'incidente? Per questo uno dice, magari nobiltà d'animo. Ok, allora siccome Elena Danielis fa parte appunto non cavalca una disgrazia dei per parlare giusto? di cabinovia. E invece sono stati ben attenti a non Vladi. Va bene, grazie. Allora facciamo rispondere anche su questo, perché chiama in causa proprio i comitati, no, che si oppongono alla cabinovia. Allora, partiamo dal 110. Allora, il 110 era una misura emergenziale nata durante il Covid che serviva a uscire dal problema. Tutti noi sappiamo, dopo averne discusso per così tanti anni, credo che tutti noi sappiamo che l'edilizia ha un potere moltiplicatore degli investimenti di 1 a 3. E quindi, come nel dopoguerra, è diciamo che è la leva migliore per il rilancio dell'economia. Tradizionalmente lo è. E anche in questo caso ha funzionato. In 1 anno e mezzo abbiamo fatto 12 punti di PIL. Diciamo che, siccome la Meloni parla del rimbalzo del gatto morto, noi abbiamo rimbalzato 3 volte più degli altri paesi europei. Ok? Qui nasce per questo, non per ristrutturare i castelli. Dopodiché nasce con un secondo obiettivo, che è quello di centrare comunque gli impegni presi con gli accordi di Kyoto. Quindi era tutto concentrato su una ristrutturazione di tipo energetico, no? Cappotti, eccetera. Non confondiamolo col bonus facciate. Perché il bonus facciate è un'altra cosa, non solo, ma per un simpatico emendamento della Lega il bonus facciate non aveva neanche tutti i vincoli e gli obblighi e le certificazioni del 110, sono 2 cose nettamente diverse. Il 110 ha dato un grosso contributo a ristrutturare case ATER. Sono state ristrutturate un sacco di case ATER in tutta la regione, parliamo solo di noi, no? L'ATER a Trieste ha ristrutturato un sacco di condomini col 110
È vero, non sono state ristrutturate le carceri col 110, questo è vero, ma non è che era una enorme bacchetta magica che avrebbe risolto il 100% del patrimonio edilizio nazionale. Il 4% del patrimonio edilizio nazionale è tanta roba per i pochi anni in cui è stato in piedi, e ha fatto quello che doveva fare, è stato un successo da tantissimi punti di vista. Ormai sono quasi tutti costretti ad ammetterlo, anche giornali non sospetti, ecco, no? E quindi sì, non capisco ancora questa credine nei confronti del 110. Dopodiché l'Ovovia, ok, ci sono decine, se non centinaia, di impianti a fune in tutta Italia. Di solito sono in montagna, oppure portano in un posto preciso, ok? O servono, come nel caso della tristemente nota alle cronache negli ultimi giorni, funivia Campana, a superare degli ostacoli, ok? Questa è la loro funzione. Cosa succede a Trieste? Questo Ovovia non porta in nessun posto speciale, perché porta nel vuoto, nel nulla, non supera nessun ostacolo, perché sì, è vero che scavalca la ferrovia, ma ci sono N strade che scavalcano la ferrovia, no? Non è quello il nodo del traffico. E passa su un'area protetta, perché passa su un'area Natura 2000, e distrugge un bosco che ha delle caratteristiche uniche, e in teoria, in origine, doveva essere fatta per risolvere il nodo dell'accesso nord della città, e non lo risolve. Quindi questo insomma è il parere. Dopodiché, come tutti gli impianti a fune, ha degli enormi costi di gestione. E questa è l'altra partita, no? È chiaro. E chi li paga? Li paga il comune, fino adesso, perché la regione per il momento non ha nessuna intenzione di inserirla nel trasporto pubblico locale, per cui questi costi li paga il comune. È chiaro, siamo la città della Bora, avremmo un sacco di giorni di stop di funzionamento. L'utenza che è stata calcolata per calcolare la sostenibilità economica dell'opera è stata grandemente sopravvalutata. Secondo noi non risolve l'accesso nord, non risolve grossi problemi di traffico, diventa un giocattolo per turisti, ma anche utilizzato pochi giorni l'anno. Certo, se ho la bicicletta e voglio farmi un giro in carso e non voglio farmi la salita, è ovvio che posso prendere l'Ovovia, molto carino, ma se io attrezzassi 2 autobus che fanno la strada che c'è già, o in qualche modo attrezzassi il tram, che è un'attrazione turistica che già abbiamo, già di sua, e che va nello stesso posto poi più o meno, no? Ecco, e risolveremmo senza spendere 60 milioni, sì, e senza distruggere un bosco, per cui quest'opera ha tutta una serie di questioni sospese. E dubbi che rimangono aperti. È evidente la forte volontà politica di realizzarla, perché dopo che ti hanno detto guarda che non ti posso dare i fondi PNRR, cosa che io dico da 3 anni, non te li possono dare perché tu vai contro il principio cardine del PNRR che è non fare danno significativo all'ambiente. Se tu mi passi su un'area Natura 2000 non puoi dire che non fai un danno significativo all'ambiente, quindi questi fondi non te li daranno mai, e difatti non glieli hanno dati. Però il fatto che ci sia sono lo stesso, no? A livello sì, un potente asse, che è un'altra cosa che avevo detto, un potente asse comunale, regionale, nazionale fa sì che se uno vuole questi soldi comunque arrivino, e infatti salta fuori il fondo ministeriale, ok? Quindi qui c'è una forte volontà politica di realizzare l'opera. Va bene, è evidente. A noi sembra un'opera perniciosa, inutile, dannosa, costosa,
e continueremo ad opporci alla realizzazione di quest'opera, però nel frattempo i soldi vanno avanti, è stato speso penso quasi 1 milione di euro tra analisi, progettazioni. Proprio per questa grande volontà, insomma, questo indirizzo Sì, che sì, sì, viene sì. portato avanti. Allora, ci scrive Igor, brava Danielis, nonostante la militanza dei 5 Stelle, andrebbe valorizzata in un progetto civico come adesso Trieste, dice. Vabbè, insomma. Ma adesso Trieste, allora, noi come 5 Stelle locali andiamo molto d'accordo con adesso Trieste, Sì. condividiamo la grandissima maggioranza delle idee e dei programmi, lavoriamo assieme a livello comunale, spesso anche a livello regionale, no? Con la Giulia in regione. Sì. E, sono in gemelli diversi, nel senso sono una forza politica con cui andiamo estremamente d'accordo. Per cui sì, mi fa piacere che dica così. Va bene, insomma, non la disturba questo No, suggerimento di Igor, allora, anzi, insomma, il Movimento va 5 bene Stelle così. non è un'ideologia. È una Sì, forza sì. politica di tipo civico nata dal basso. Siamo tutti cittadini che si sono messi insieme perché non ci andava bene come andavano le cose in È Italia. un civico non locale, dai, diciamo così, nato È almeno un così. civicone nazionale. Un civicone Ok. nazionale. Allora, c'è una telefonata, poi anche altre mail da leggere. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, sono di nuovo Gino e mi scuso che ho richiamato. Gino, però buongiorno nuovamente. Devo integrare quello che ha detto l'ospite sul discorso del 110, perché c'è un velo di omertà su questo discorso. E l'omertà riguarda il fatto che è stato volutamente fatto franare. Il 110 nasceva anche con un discorso tecnico-economico che prevedeva la gestione dei crediti d'imposta come una pseudomoneta. Cioè i crediti d'imposta potevano essere usati per scambiarsi con le altre aziende, fare acquisti, eccetera, il che è stato immediatamente stoppato dalla BCE, la quale vedeva in questa modalità una pseudomoneta che quindi era contraria a quello che erano gli interessi dell'euro e della BCE. E quindi è successo che Giorgetti, che era all'epoca, come anche adesso magari, ministro dell'economia, non se l'è sentita di sostenere questo. Draghi successivamente ha bloccato tutto e quindi il progetto del 110, che come dice la Danielis aveva quel famoso 1:3, no? Moltiplicatore di economia, si è bloccato perché praticamente hanno intasato prima, Giorgetti ha vietato alle banche a un certo punto di acquistare i crediti d'imposta, perché le aziende a un certo punto saturato i loro crediti non potevano più prenderne altri, quindi hanno bloccato il mercato e hanno bloccato proprio il meccanismo che doveva creare il beneficio economico. Quindi è stato veramente una roba incredibile e adesso lamentarsi che abbiamo il peso del 110 è solo da fare mea culpa e sollevare finalmente il problema della BCE, dell'euro e di questa Europa che per noi è stato un disastro e mi meraviglio che i 5 Stelle ancora non si mettono di nuovo su questa linea. Grazie e buongiorno. Grazie Gino, è un tema che sente molto evidentemente. Non ho fatto prima questo discorso perché era molto tecnico, scusami Laura, ma in effetti l'invenzione del 110 non è tanto il fatto di utilizzare l'edilizia come leva economica, quella non è un'invenzione. Una parte, diciamo, è l'invenzione della libera circolazione del credito d'imposta limitata, che era alla base del funzionamento iniziale del 110. Voi sapete che il 110 è una norma che ha subito, mi pare, 27 o 29 modifiche nel giro di 2 anni, ok? Non per volontà del Movimento 5 Stelle, come giustamente diceva il signore al telefono, ma per volontà politica
da tanti punti di vista. Non è poi tanto vero che l'Europa l'abbia osteggiata, perché in Europa ci sono stati n tentativi di studiarla e riprodurla altrove, ok? Però è vero che tutto il potere economico e finanziario istituzionalizzato in Europa e in Italia, di cui Draghi è il massimo rappresentante, l'ha fortemente osteggiata, perché è vero, diventava una sorta di moneta alternativa, nel senso che se il credito d'imposta può circolare liberamente, può sostituire in qualche modo la liquidità, ok? Per questa ragione si è cercato di porre un limite alla circolazione del credito. A un certo momento Draghi aveva stabilito che il credito poteva essere ceduto 2 volte. Ora, proviamo a immaginare di acquistare un'auto sapendo che la possiamo rivendere solo 2 volte. Ok? Che può essere rivenduta solo 2 volte. Sì. È chiaro che dopo la prima volta che tu la rivendi, il valore di questa macchina crolla completamente, no? Certo. E la stessa cosa capita col credito d'imposta. E questo ha tagliato le gambe al 110. È stato questo il meccanismo dove una si è cosa che renato. non risulta chiara a nessuno e che bisogna che sia chiara è che il 110 nasceva come misura temporanea. Doveva durare un numero limitato di anni, inizialmente 3, poi si era un po' allungato perché, come sempre in Italia, per far partire una macchina ci vogliono un paio d'anni, dopodiché non ne puoi lasciare solo uno per realizzarla, no? Certo. E quindi e diciamo che si era pensato di allungarlo un po', ma era comunque una misura temporanea che poi andava ridotta, e quindi si sarebbe passati dal 110 al 100, al 90, all'85 e così via, no? E l'obiettivo di cercare di migliorare il patrimonio edilizio italiano però era un obiettivo molto concreto, perché noi in teoria dovremmo efficientare il nostro patrimonio edilizio in pochi anni. La botta data dal 110, provo a fare un esempio, se il 110 fosse rimasto in vigore per altri 3-4 anni, molto probabilmente saremmo riusciti ad arrivare molto più vicini agli obiettivi che abbiamo sottoscritto, no, nei trattati internazionali per la riduzione degli impatti ambientali in 20 anni. Invece, allo stato attuale, ce ne vogliono 200 per arrivare lì. Chiaro, quindi questo discorso, insomma. Ci sono una serie di discorsi sovrapposti. Non Certo. siamo in una fase in cui una norma può centrare un unico obiettivo. Siamo in una fase complessa in cui ogni norma che facciamo deve per forza centrare più di un obiettivo. Più obiettivi, okay? Quindi gli investimenti devono avere dei grandi moltiplicatori, perché siamo in una fase di coperte corte. Se poi uno di questi rami, diciamo, si inceppa diventa un po' problematico, poi si parla di flop o altro, no? Perché non è riuscito magari appunto a sviluppare tutte le direzioni in cui doveva andare in qualche modo. Allora ci scrive il signor Enzo: per il Porto Vecchio è mia impressione che si facciano i conti senza l'oste, vedi le nazioni vincitrici, bonus monopattino, banchi a rotelle, reddito di cittadinanza, bonus facciate. Di tutto questo la cosa che mi fa specie è il silenzio della Corte dei Conti. Non si sente, non si vede più i tanto sbandieratori degli assegni di rimborso, io li chiamo così. Poi si potrebbe continuare con le scatole di tonno, ma mai col PD, eccetera. Signora, ce l'ha proprio con noi. Ce l'ha proprio con i 5 Stelle, allora, assolutamente, Enzo. Allora, sempre quella. La potenza di fuoco della propaganda è pazzesca. Banchi a rotelle, santissima pazienza. Non c'è stato mai nessun governo che abbia investito negli ultimi 50 anni, credo, così tanti soldi sulla scuola come i 2 governi Conte. Una marea di soldi sulla scuola mai visti prima, in termini di insegnanti, di arredi, di ristrutturazione delle scuole, di strumenti, tantissimi soldi sull'istruzione pubblica.
Gli acquisti non vengono decisi dal ministro, non vengono decisi dal governo. Il governo mette a disposizione degli istituti scolastici un elenco di possibilità di acquisti, il dirigente scolastico sceglie cosa vuole. Tanti dirigenti scolastici avevano scelto i banchi a rotelle perché qualche mese prima era uscito un servizio che è stato molto visto su una scuola in Campania dove veniva applicato un metodo molto innovativo didattico e c'erano i banchi a rotelle. Quindi per un periodo sono diventati di moda, i dirigenti scolastici li hanno ordinati, evidentemente molti di questi dirigenti scolastici poi non li sapevano usare e sono stati abbandonati, in parte abbandonati, sì. Ma sono stati ordinati non dalla ministra, ma dai dirigenti scolastici. Quindi questa cosa dei banchi a rotelle è un'orribile propaganda da cui non ci libereremo mai. Continua ancora oggi, è vero. E infatti si sta andando avanti, ma è una sciocchezza, è una vera sciocchezza. I banchi non li ordina il ministro, non so più come dirlo. Cioè, è chiaro, è una possibilità che mette il Ministero a disposizione delle scuole, dei singoli istituti o complessi scolastici. Allora, siamo quasi in conclusione, Danielis, volevo solo concludere così per sorridere un po' con la vignetta di Marco Inglaro, e se ne metti i dazi al vino italiano faremo sto sacrificio, ne toccherà bevere di più a noi. Vabbè, ma volentieri, la prendiamo volentieri. bene, dai. No, la guerra dei dazi è una cosa che andrà approfondita nei prossimi anni, perché mi è assolutamente poco chiaro. Intanto le possibili conseguenze, soprattutto, immagino. Sì, no? sì, le ricadute, perché esatto. è come se l'Europa, che negli ultimi 2 secoli è stata il vaso di ferro, fosse improvvisamente diventata il vaso di coccio. Il vaso di coccio. Eventualmente lo approfondiremo magari in un'altra puntata. La invito fin da ora a venire a trovarci qui in studio nelle prossime settimane. Grazie per essere stata con noi, e ringrazio anche tutti coloro che ci hanno seguito in questa mattinata. Arrivederci a tutti, buona giornata. Grazie a tutti, arrivederci, grazie Laura.